Buongiorno cari amici, eccoci qua, Edar Production, Isole Sparse dei Veneti. Va bene? E questo è il canale che vi parla, è Renato De Paoli, o René Gasparè in arte, poeta, scrittore, storico, artista, eccetera, eccetera. Ancora parlo del calendario o lunario della Serenissima 2009. Calendario della Serenissima, lunario della Serenissima 2009. Per una precisazione, dunque la tavola che vedremo qua, queste sono tavole, paghe le palette votive venete, la firma di Ippolita 2008. Poi 2008 e anche aveva messo C. Allora bisogna precisare che queste palette tratte da studi, fotografie e disegni fatti dal sottoscritto. L'autrice anonima Ippolita C ha preso questo mio lavoro e l'ha trasferito tu qua. Non ha mai visto dove si trova queste due. Questo si trova nel museo di Verona sotto custodia di cassaforte, che ho messo 3 anni per avere udienza e riuscire ad andare un giorno a fotografarle, disegnarle e riportarle dei miei punti che vedremo magari successivamente. Da lì poi è nata questa tavola. Come è nato in questa occasione mi fotografa, visto e filma il tutulus, la paletta da Sparé, tutulus de Sparé e la fibula. Mentre un'altra visita invece questa al laboratorio De Paolo di archeologia, di restauro degli Eremitani, si trova questa paletta e quest'altra. Anche questi sta disegné, fotografie e descritte dal sottoscritto. L'autrice di questa tavola non l'ha mai vista in originali e quindi l'ha avvalso per questo lavoro del mio lavoro di pura memoria. Ecco, per esempio, così pure è uscito su Raise Venete, Raise Venete, la data del 2000, dunque, è recente comunque. Raise Venete, anche qua le stesse palette, qua però anche Ippolita 2008 e che C copyright sotto che è scritto ringraziamo Net Ronchim per sta tavola di cultura e storia veneta. Ecco, aspettiamo dalla Net Ronchim il ringraziamento della fonte che è Renato De Paoli. Renato De Paoli è la fonte di queste palette che adesso trasmigrerò dai miei studi, dalle mie fotografie, li trasmigrerò Ippolita alias Netronkin sotto, quindi anche Raise Venete. Ecco, sappia che questo lavoro è
l'ultima stesura della Net Ronchim, ma la copia è il mio lavoro. Va bene? Quindi andiamo avanti anche questo libro qua, dove che edizione Eda, scritto dalla Ronchim, ma che tanti studi dentro di Renato De Paoli. Lo studio relativo a questa ceramica guida è lo studio di Renato Di Paoli, cioè, perché da qua è nata tutta la mia conoscenza di questa materia, da un manego di ansia cornuta cosiddetta, vabbè, che è uno sterminio dappertutto nelle isole sparse, ma che ne classificate e catalogate nel Museo Nazionale di Adria e nel Museo Nazionale di Este. Este dice che questa è una ceramica guida, una ceramica che andava dal XVII secolo a.C. fin al XII secolo a.C. è seccata a est, è seccata a Legnago, è seccata a Cereas, Parel, Borellon, lungo il Menago, è seccata in maniera diffusa nelle isole sparse veronesi. Va bene? E lì attestate questi due grandi musei da andare a vedere anche sto leon qua, la disegna De Paoli dopo il finito questo libro, e anche la paletta con il cavallino. Andiamo avanti. Questo è il castello del Tartaro, così tutte le notizie che vengono da lì, o tante, una parte è frutto dei miei studi riversati in questo libro edito nel 2006, sottoscritto da Gendà, Ronchim. Oggi è il 1° ottobre 2010. Andiamo avanti. Melindrio, a proposito, le notizie, così qua dentro, le mie, eccoci qua, vediamo qualcos'altro, ecco anche le piere, alcune piere, Giove, Giunone, Minerva, Lua, la più famosa, insomma, e Cille, Corpus Iscrizioni Latinorum. Io passa dei giorni, e dei mesi, delle settimane a consultare questo meraviglioso Corpus Iscrizione Latinorum. È un insieme di libri, ma chiamarli libri è poco, è enormi, fatti da Monsem. E lì ho catalogato le fiere che mi interessava del Menago, e quindi quelle fiere mie qua. Non solo questo disegno qua che si chiama Anna Maria Ronchim, invece il disegno di Renato De Paoli. Renato De Paoli lo dà al museo e se l'ha di Santa Corona e l'ha ritratto. Bene, questo è un pochino le cose salienti, ma dopo dentro c'è tanta altra robetta che sempre collabora insieme, ma siccome bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare, dare a Dio quel che è di Dio, precisiamo queste cose. Poi in futuro farò vedere dell'altro. Grazie cari amici, se mi avete ascoltato, alla prossima puntata di Arte, Cultura e Società.